Armando, siamo di nuovo qua con Bene, i nostri amici. buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buona ciao. giornata. E che augurio puoi fare ancora? Salute, perché con queste arie che gira, mie care signore, cosa dovremmo dire? Allora, Aspettare. noi presentiamo dei piatti veneti con te, le tue ricette, i tuoi libri. Guarda, ci sono un mucchio di libri. Ne ho letto uno prima, la copertina di uno dedicato ai ragazzi. Guarda, ai ragazzi, che sì. Un giorno parliamo anche di quello. Ah, sì, che è una bella storia. Una bella storia. E l'altra volta vi ho raccontato dei nostri amici, ne abbiamo trovati qualcuno, sono tutti contenti di appoggiare quella che è l'iniziativa di far conoscere nel mondo quelli che sono i piatti, le peculiarità venete. E tu sei una testimone importantissimo, il primo testimone. Grazie Bruno. Anche perché vedi, 12 libri sono tanti da scrivere, vuol dire aver fatto tanta esperienza. E noi abbiamo trovato, ve l'ho detto, abbiamo trovato un amico, si chiama Giovanni Balbinot, che fa dei prodotti stupendi. Poco, lui non lavora molto. Però, è una piccola aziendina? Cioè, lui lavora molto perché lavora alla terra, fa anche il vino, però ha una nicchia, del suo tempo l'ha dedicata alla salumeria e fa dei salumi straordinari. Ve li faremo anche vedere in futuro. Comunque è giusto parlarne perché è veramente un personaggio molto, molto in gamba. Bene. Vi voglio ancora parlare di un nostro amico, di un nostro sostenitore, Ernesto Balbinot, perché oggi vi voglio far vedere un vino particolare che entra anche nel mondo della solidarietà. L'amico Ernesto Balbinot, Le Manzane, l'azienda che lui ha creato e che porta avanti con i suoi figli, mi ha presentato anche questo vino che ritengo molto importante perché è un vino che raccoglie la filosofia della solidarietà. Naturalmente dice il Prosecco base, da cui abbiamo anche creato una vendemmia solidale, etichetta in braille. Attenzione, l'etichetta in braille vuol dire che anche come si chiamano, i non vedenti riescono a leggere l'etichetta, è stampato sulla bottiglia, sull'etichetta stessa. Bene, questo vino andrà bene con tutti i tuoi piatti perché indubbiamente si abbinano. Questo qua va benissimo, caro amico. Col piatto che poi andremo a presentare. Ah sì. E allora andiamo a vedere prima però i nostri amici. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Ecco, Armando, siamo tornati in studio e Sì. mi è venuto agli occhi questo comunicato stampa della Regione Veneto, la Giunta regionale, Agenzia Veneto Notizie. Ah, che era apparso Bruno sul Gazzettino qualche giorno fa. Sì. E questo dice: dolce al radicchio rosso di Treviso, IGP. Zaia dice, idea che esalta un'eccellenza dell'agricoltura veneta.
Allora dice: un esempio di esaltazione di un fiore della nostra terra che si unisce alla fantasia e dà una vita e dà vita a un prodotto che potrà diventare simbolo del nostro territorio. Il nuovo dolce al radicchio rosso di Treviso IGP, messo a punto da Magno Berta Distilleria, potrà affermare ancora di più una delle produzioni più importanti del comparto agricolo e punto di riferimento della nostra cultura gastronomica. Lo dice il presidente Zaia, questo, della Regione Veneto, Luca Zaia. Conosciuta l'idea che ha il supporto di Eurodolce di Macerata sul Piave, Treviso, specializzata nella distribuzione di materie prime per il settore dolciario. Mi sembra che tu debba dire, anzi io lo dico prima, Zaia, ti abbiamo invitato, Eccellenza, l'abbiamo invitata anche a questa trasmissione. Noi facciamo sempre, lo invitiamo sempre. Ma noi lo amiamo il nostro Presidente. Senza dubbio questo, io lo ammiro per quello che lui fa per il nostro territorio. Non so come faccia anche trovare spazio per queste cose che sono molto interessanti per il nostro territorio. Però approfitto, caro Bruno, di dire al nostro Presidente Luca: caro Luca, ecco, tu ovviamente non puoi ricordarti queste tutto, perché sei un gigante, hai una forza enorme di trasmettere a tutti quanti e di farti voler bene. Ecco, io ti volevo ricordare che nel 1984 Armando è uscito con un libro, Il fiore rosso che si mangia, il radicchio di Treviso e il radicchio di Castellano, la quale sono 617 ricette, che è stato un bestseller. Quanti? Oltre Copie? 50, caro Luca, oltre 50.000 coppie vendute. E quindi qui mi rammarica un po' che ma io ti capisco, non puoi sapere queste cose qua, però sarà mia premura al primo incontro che troverai di regalarti un libro sul radicchio dove apparirà i dolci nell'84, che sono una ventina di dolci tutti fatti con radicchio. Vedi caso anche a fogassa, vedi caso anche un panettone, vedi caso anche una crema, un sgropin, non ti dico altro, ma vieni trovarmi. Ricordiamoci, amici, del nuovo libro di Armando Zanotto. Tutto cominciò dal quaderno di mamma Nella. Ricordatevelo che è qualcosa di straordinario. Vi mettete lì la sera e continuate a leggerlo finché non vi addormentate. Bene, Al mattino dopo. La ricetta. Oh, caro Bruno, care amici, oggi che c'è una ricetta sempre di primavera. È una cosa che c'è. Un passato? No, Bruno. Una vellutata, di erbe di papavero, no? Che si chiama anche Pevarel, sì. E mi dirà perché mi sognerà. Perché è il nostro dietro di chiamare sta erba così, tu capisci? E quindi è una roba meravigliosa, questa essenza di vellutata, sta vellutata così chiamata, che c'è sta crema piacevole, e è semplice da fare. Un tritato di una segueta piccola, lo fai passare con fia di olio, metti dentro tutte le erbe in quantità che vuoi, altrimenti per 4 persone che vuoi un 500 grammi di erbe di papavero, la vai bene senza i gambi duri e le fai bollire per 4-5 minuti. Dopodiché ovviamente che metti dentro una patata tagliata fina che si cucina assieme, e dopodiché frullate il tutto. Una volta frullato il tutto, che sonte un po' di sale e di pepe, che mette un sentore di noce moscata, e dopodiché la presente in tavola con dei crostini di pan, che quindi gli va a accompagnare questa vellutata di pevarel. Però ricordate che erbe di papavero le fa dar morbin, quindi dar con cautela. Ecco, questa è la ricetta di questa settimana. Io capì che erano le erbe del papavero, ti te ne dà le droghe qua, solo il tuo cibo. Bene, allora vogliamo salutare i nostri amici, perché io non vedo l'ora di assaggiare. Bene, augurando un buon sabato e una buona domenica. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, ciao.
È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.